firme a cura del FAI a sostegno del monastero di Campese nell'ambito del progetto I Luoghi del Cuore. So che la raccolta di firme sta andando bene, però se qualcuno di voi vuole sostenere ancora di più questa iniziativa, al termine è possibile appunto sottoscrivere la petizione all'uscita. Ospite di questa sera un volto molto noto, è stato nostro ospite anche nella passata rassegna di Venerdì Storia, il professor Marco Mondini, bassanese. Sicuramente non c'è bisogno di grandi presentazioni, però vi leggo velocemente un profilo biografico prima di dargli la parola. Marco Mondini si è laureato all'Università di Pisa in storia militare nel 1998. Nel novembre dello stesso anno si è diplomato alla Scuola Normale Superiore in discipline storiche. Dal 2003 al 2005 è stato borsista all'Università di Padova, fino al 2010, poi dal 2006 al 2010 assegnista di ricerca in storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 2011 al 2017 è ricercatore all'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento. Dal 2017 è diventato ricercatore, poi professore all'Università di Padova nel Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, dove insegna storia dei conflitti e storia contemporanea. Dal 2023 è delegato alla comunicazione e alla terza missione. Numerosissime le collaborazioni con la Stampa Nazionale, il Corriere della Sera, il Foglio, Repubblica, mi sembra anche recentemente, con Rai Storia, con cui ha collaborato in numerose trasmissioni di carattere appunto di argomento storico. Ha collaborato con Aldo Cazzullo per alcune puntate della trasmissione Una giornata particolare sulla 7 e molte altre collaborazioni, tra cui anche quella con Ezio Mauro. Collaborazioni che gli sono valse anche un premio, il premio Acquistoria storico in TV, e oltre ad aver ricevuto il premio Friuli Storia nel 2017 per la biografia di Luigi Cadorna. Le sue pubblicazioni sono molto numerose. Ricordiamo l'ultima, pubblicata dal Mulino, Il ritorno della guerra, combattere, uccidere e morire in Italia 1861-2023, libro su cui era incentrata la conferenza che ha tenuto qualche mese fa in biblioteca. Io lascio la parola subito a lui, ricordo il titolo: Cittadini e soldati, il passato e la minaccia del nuovo disordine mondiale. Grazie Marco. Grazie per l'invito, grazie per la presentazione, sempre molto lusinghiera. Io torno sempre molto volentieri qui, come è stato detto ci sono nato, quindi è un po' come tornare a casa, anche se devo dire dopo tutte le ristrutturazioni solo per arrivare in sala Chilesotti io mi perdo. Comunque, vabbè. Una volta venivo a far finta di studiare nel chiostro del museo, come tutti quelli che vengono a studiare. Vabbè, comunque. Allora, la chiacchierata di questa sera è un pochino bizzarra e un pochino peculiare per uno come me che, come gli è stato detto, di mestiere fa lo storico. Quindi io mi occupo per competenze e contenuti del passato. È vero che lo storico oggi è un mestiere che è diventato strano, perché con quello che sta succedendo nel nostro mondo contemporaneo, soprattutto negli ultimissimi anni, allo storico viene chiesto spesso e volentieri di spiegare la genesi di torsioni del nostro universo, di cambiamenti epocali e per certi versi non più reversibili, che fino a pochissimo tempo fa sembravano, non dico inspiegabili, ma inimmaginabili. E quindi noi storici veniamo chiamati spesso e volentieri a commentare il presente. Pensate a quello che sta succedendo, ma solo nelle ultime 48 ore. A Monaco è stata convocata la Conferenza per la Sicurezza Internazionale. Oggi più o meno tutti sappiamo cos'è. 20 anni fa nessuno sapeva che esisteva. Eppure la Conferenza Internazionale per la Sicurezza di Monaco era uno degli appuntamenti più importanti a livello di Sherpa, di diplomazia, di capi di Stato Maggiore, perché si decidevano gli orientamenti della sicurezza del nostro continente, oltre che del globo. E fu alla Conferenza Internazionale per la Sicurezza di Monaco del 2007 che Vladimir Putin si presentò dicendo che la Russia sarebbe tornata a essere una grande potenza imperiale. Dichiarazione che quell'anno nessuno calcolò neanche di striscio
e che però ha portato poi alle conseguenze che conosciamo. Contemporaneamente, ieri a Monaco si è tenuto anche il vertice della NATO, in cui abbiamo fatto purtroppo per noi la conoscenza di quel folcloristico personaggio che è il nuovo segretario alla difesa statunitense, su cui magari poi spendiamo alcune parole, perché la nuova amministrazione americana veramente brilla per personaggi folcloristici. Ora, perché vi dico che tutto questo è bizzarro per lo storico? Perché nelle ultime 48 ore le pagine dei quotidiani nazionali si sono riempite di storici che commentano non quello che sta succedendo oggi, ma quello che è successo nel 1938. Bisogna dire che solo i tedeschi, col loro scarsissimo senso dell'ironia e dell'autoironia, potevano decidere di convocare a Monaco una conferenza per la sicurezza internazionale, città dove loro avevano ucciso la Cecoslovacchia nel 1938. Con quel cedimento vergognoso delle democrazie liberali che ha permesso a noi storici di coniare due grandi categorie: la sindrome di Monaco, di cui poi magari parleremo, e soprattutto l'appeasement, quella volontà di cercare la pacificazione col cattivo di turno a tutti i costi, che porta a sacrificare una piccola nazione più debole sperando di guadagnare una pace più o meno durevole, che normalmente durevole non è mai, perché, per citare il nostro Presidente della Repubblica, non occorre essere Erodoto redivivi per sapere che una pace ingiusta è normalmente una pace instabile. Per questo lo storico oggi è un mestiere veramente particolare. A noi esperti di passato viene chiesto spesso di dare dei giudizi sul presente, e normalmente questi giudizi sono scivolosi, pericolosi. Perché? Beh, perché con buona pace dei miei colleghi che normalmente si esprimono sulla qualunque in vari canali mass mediatici, dai talk show ai telegiornali, le analogie col passato sono brutte bestie. Una volta funziona, ma il più delle volte ci portano a emettere dei giudizi che sono non fondati, non veritieri, deformanti. Certo che le analogie col passato ci vengono facili. Se qualcuno ci dice che gli Stati Uniti vogliono svendere l'Ucraina, certo la sindrome di Monaco ci viene immediata. Se poi lo dicono a Monaco, ci viene ancora più facile. Ci sono però delle differenze, ci sono colossali diversità e piccole somiglianze, e lo storico per mestiere quello deve fare: indagare le differenze, le sfumature, i particolari, le fonti, non raccontare che è sempre tutto uguale a se stesso, se no fa un cattivo servizio a sé, ma soprattutto a voi. Ecco, io partirei proprio da qui, dal fatto che lo storico oggi è costretto, chiamato a ragionare sul presente partendo dai materiali che lui maneggia di mestiere, cioè il passato. E vi proporrei un viaggio in una categoria molto molto particolare del nostro passato, nostro come europei, ma nostro anche e soprattutto come italiani, che era stata quasi dimenticata negli anni passati. E questa categoria sta nel titolo della nostra chiacchierata: cittadini e soldati. Perché cittadini e soldati? Beh, perché vedete, fino a più o meno 20 anni fa, anzi, per essere del tutto precisi, fino a esattamente 20 anni fa, noi italiani, e in larga parte anche noi europei, eravamo, più teoricamente che sostanzialmente, una popolazione delle comunità di cittadini soldati. Questo eravamo. L'essere un cittadino nell'Europa dopo il 1789 voleva dire essere fondamentalmente qualcuno che si assumeva l'onere, la responsabilità, ma badate bene anche il privilegio per l'epoca, di poter prendere le armi per la difesa della propria comunità. Oh, non è detto che succedesse, Il 99,9% degli europei sperava che non succedesse mai, però poteva succedere. E questo perché? Beh, perché noi siamo i figli della Rivoluzione francese. E la Rivoluzione francese
ci ha detto un giorno che le armi e la violenza, se si può magari un attimo abbassare le luci qui perché sennò non si vede benissimo, le armi e la violenza non appartengono più al monopolio del principe, del re, del sovrano, ma appartengono al popolo. Adesso, per carità, steniamo un velo pietoso su quali siano le sfumature di popolo, perché sennò stiamo qua fino a domani mattina solo su questo. Diciamo che il popolo era nell'idea, negli scritti degli ideologhi o dei filosofi della Rivoluzione francese, era la comunità nazionale tutta intera, anche se va detto, era tutta intera per modo di dire. Il gentilsesso non ne faceva parte. Avrebbe dovuto, ma sapete anche la Rivoluzione francese aveva i suoi problemi. Insomma, per farla breve, se uno era un citoyen della Rivoluzione francese, un citoyen vero, aveva tutta una serie di diritti, ma aveva contemporaneamente tutta una serie di doveri, tra i quali, soprattutto, in primo luogo, quello di prendere le armi. Doveva succedere per forza? No. Lo facevano tutti volentieri, ma figuriamoci. Anzi, anche la Rivoluzione francese, come spesso capita da noi, si inventa la legge e poi si inventa l'inganno. Nel senso, prima ti dico che se sei un cittadino è obbligo universale ed eterno partecipare alla guerra per la difesa della rivoluzione, però poi ti dico che se puoi permetterti di pagare una tassa che si chiama tassa di affrancazione, puoi anche farne a meno. Tanto io, Repubblica Francese, qualcuno per andare a morire al tuo posto lo troverò. Figuriamoci. Ma sapete, i francesi sono bravissimi in questo, anche la loro grammatica d'altra parte, si inventa le regole e poi le eccezioni. Cosa raffigura questo quadro? La battaglia di Valmy. Valmy, 1792. Teoricamente, sul campo di Valmy, l'armata rivoluzionaria, detta dei Sansculotti, affronta gli eserciti di mestiere dei regni e degli imperi alleati perché vogliono schiacciare la rivoluzione e vince. E salva la Repubblica. È andata veramente così? Insomma, ci sarebbe da raccontarne. Però diciamo che questa è l'immagine che ci è stata tramandata. Liberi cittadini della Repubblica che liberamente, si fa per dire, scelgono di prendere le armi in nome di cosa? Della loro libertà, del privilegio di essere cittadini repubblicani. Vincono e cambiano il mondo. E da quel momento in avanti la storia d'Europa è stata qualcos'altro. È vero? Più sì che no. È anche vero, scusate, che da quel momento in avanti il modello della nazione in armi, come si chiamerà, diventa il modello dominante in tutta Europa. Ma tutta, con delle varianti. In Prussia la nazione in armi non difende tanto la libertà, difende il diritto del re di Prussia di essere re ancora più potente. In Italia, che Stato nazionale non lo è ancora all'epoca, il modello della rivoluzione francese si afferma come il modello per eccellenza se gli italiani vogliono avere una chance di essere liberi. Basta con gli eserciti regi, basta con i mercenari alle armi, il popolo deve prendere le armi per avere il diritto di reclamare la propria libertà. È il modello culturale centrale, il pilastro del Risorgimento. Se vogliamo essere liberi, dobbiamo essere due cose: uni, come diceva Manzoni, uniti, e dobbiamo essere pronti a versare il sangue. Se ci pensate bene, tutti i testi del nostro Risorgimento lo ripetono ossessivamente. Sono testi molto splatter. Lo era anche la Marsigliese, lo è ancora. Se ci pensate bene, l'inno nazionale francese versa sangue a ettolitri. Ma anche i nostri testi, le canzoni, i poemi. Pensate ad Alessandro Manzoni, quel giorno che deve decidere come definiamo questa cosa che chiamiamo Italia e non sappiamo cos'è. Una, d'arme, d'altare, di cor e ovviamente anche di lingua. D'armi, una d'armi, dobbiamo essere pronti a combattere per reclamare il diritto ad esistere. E tutto il Risorgimento, la pittura, la lirica, i poemi,
è un inno alla bellezza di andare a combattere, alla nobiltà di un termine che nel vocabolario dell'epoca è coessenziale all'esistenza del cittadino, sacrificio. La concezione della nazione italiana, come quella di ogni nazione nell'era degli stati-nazione, è una concezione sacrificale. Lo dicono i monumenti. Ne ho preso uno a caso, il primo che mi è venuto in mente, il monumento a Garibaldi al Gianicolo a Roma. Le nostre città sono popolate di monumenti. A chi? Poeti, inventori, benefattori? No. A re e condottieri vestiti come guerrieri, che conducono eserciti. Poi il monumento al Gianicolo è un monumento importante perché è circondato a sua volta da gruppi statuari che ricordano le grandi imprese eroiche del Risorgimento. E badate bene, non le grandi vittorie, anche perché sennò in Italia avremmo avuto poco da ricordare. No, non era importante il risultato. L'importante è andare a combattere e versare sangue del nemico o proprio. È il sangue e il fuoco che rappresentano gli elementi costitutivi di essere un cittadino. Anche se poi le guerre le perdiamo, o stiamo lì per perderle. Uno dei più famosi dipinti di tutta l'epopea risorgimentale è la battaglia di Custozza del 1866 di Fattori. Ricorderete che normalmente a Custozza noi per tradizione ne prendiamo un sacco, una sporta. Lo facciamo nel 1848, lo facciamo nel 1866 ed Deo gratias che non ci è venuto in mente di combattere un'altra guerra attorno a Custozza. Non so perché non l'abbiano fatta benedire a un certo punto Custozza. In ogni caso, il punto è che a Custozza gli italiani prendono una svalangata di legnate, cosa altrimenti nota. Poi, non contenti, replicheremo poco tempo dopo a Lissa, dove ci facciamo affondare l'intera squadra navale. Ma la battaglia continua a essere oggetto di rappresentazione mitografica. Perché qualcuno vuole convincerci che abbiamo vinto? No, non arriviamo a quel livello. Il concetto di post-verità ce lo siamo inventati nel XXI secolo. Nell'Ottocento erano leggerissimamente più rispettosi. Quindi non vi dicono abbiamo vinto, vi dicono abbiamo perso. Bene, nobilmente, eroicamente, abbiamo perso. Ma l'importante è che a Custozza è successo qualcosa che non era ancora successo. C'era un esercito che si chiamava Italiano, con una bandiera tricolore, che rappresentava tutti gli italiani. Perché non era ancora successo? Beh, perché l'esercito italiano era nato nel maggio del 1861. Quindi quella era la prima battaglia combattuta da un esercito italiano, non volendo tenere dentro ovviamente la campagna contro il brigantaggio, che a onore del vero più che una guerra civile. Quindi la perdiamo, avremo enormi conseguenze nefaste, moralmente, culturalmente, politicamente no, da questa sconfitta, ma l'importante è raccontare, come faranno molti intellettuali che pure piangono sulla sconfitta, intellettuali come Verga, intellettuali come Pasquale Villari, storico, meridionalista, che analizzò profondamente i motivi della grande disfatta di Custozza, ma l'importante era dire che una cosa nessuno ce l'avrebbe mai tolta. Gli italiani erano andati a combattere tutti insieme e avevano combattuto sotto un'unica bandiera. Era vero? Era falso? Beh, era vero con certe limitazioni. Il Regno d'Italia nasce come paese di coscrizione obbligatoria. La naia, termine che per la nostra generazione non ha bisogno di spiegazioni, io quando lo spiego ai miei studenti invece devo fermarmi un giorno a raccontarglielo, la naia nasce con il Regno d'Italia e il Regno d'Italia nasce con la naia. La prima coscrizione obbligatoria vera e propria in realtà è del 1863, ci si mette un attimo a organizzarsi. Ma fin da subito è chiaro che il Regno d'Italia, lo Stato nazionale, ha preso due elementi costitutivi dal modello della Repubblica rivoluzionaria francese. Primo, il modello dello Stato centralista napoleonico e due, il fatto che è un paese di coscrizione obbligatoria, dove è fondamentale sapere che è dovere universale e individuale di ogni cittadino. All'epoca in realtà non si chiamano cittadini, perché ai Savoia il termine cittadino sembra un pochino eversivo, li chiamiamo regnicoli.
No, non è che i termini bizzarri ce li siamo inventati nel XXI secolo per far contenti i burocrati. No, no, ce li inventavamo fin da subito. Quindi non possiamo definirli cittadini, anche se sono dei cittadini. Li chiamiamo regnicoli. Vabbè, ok, li chiamo cittadini e non se ne parla più. Ogni italiano ha il diritto e il dovere di essere chiamato, addestrato, rivestito e armato, perché un giorno potrebbe darsi che il re d'Italia ti chiami per andare a combattere, difendere i confini, reprimere una sedizione, non lo so, ma l'importante è che esiste questa equazione che noi mutuiamo dalla Rivoluzione francese: cittadino uguale soldato. Certo, anche qui bisogna ricordarsi che non di tutti gli italiani stiamo parlando, degli italiani adulti maschi. Il Regno d'Italia è un paese perfettamente ottocentesco. Nasce con profonde disparità di genere e di classe. Perché? Perché nessuno lo racconta mai, ma c'è un'altra cosa che noi copiamo dalla Rivoluzione francese. La naia è uguale per tutti, ma se sei figlio di un avvocato del centro di Milano è più uguale per qualcun altro, perché papà ti può pagare la tassa di affrancazione e quindi tu a fare il soldato non ci vai. Oppure, diciamo che tuo papà non ha lo studio in centro a Milano, un pochino più modesto, che ne so, fa il bottegaio in periferia a Lambrate, quindi ha un po' di soldi ma non tanti. Allora ti pago la tassa di sostituzione, cioè pago qualcuno per andare a prendere le armi al posto tuo. È legale? Legalissimo. Per un solido motivo. E ricordatevelo questo motivo, perché si sta per riproporre anche nel 2025. L'esercito italiano soldi per alloggiare, armare, vestire e nutrire tutti non ce li ha. Quindi, se puoi pagarmi una tassa perché io chiami Tizio invece che Caio, a me, esercito italiano, va benissimo, anzi, oro. Quindi l'esercito italiano nasce teoricamente come espressione della nazione in armi, i figli migliori della nazione che prendono le armi per difendere i confini che Dio pose, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in realtà, se andate a vedere gratta gratta, sotto le armi ci vanno i contadini poveri e semi-analfabeti che non sanno che potrebbero liberarsi, ma se lo sanno non hanno i soldi per farlo. Pasquale Villari, ve l'ho accennato prima, quando parla della battaglia di Custozza dice che l'esercito è la nazione perfezionata, perché dentro l'esercito si trovano tutti. L'avvocato di Milano e il pastore dell'Appennino, il pescatore di Napoli e l'artigiano del Veneto. No. Il pastore e il pescatore forse. Sull'avvocato di Milano se ne potrebbe discutere. È un esercito profondamente classista, per dirla con termini molto moderni. Ma, almeno teoricamente, noi sappiamo che i cittadini sono tutti soldati. E questo è tanto vero che il tema della partenza dei coscritti diventa un tema dominante nella rappresentazione della vita pubblica, nella rappresentazione della quotidianità. Perché? Perché all'inizio la coscrizione, la naia, non è presa benissimo dai nuovi italiani. E non è difficile immaginare perché. Alcune regioni, alcune province erano abituate alla coscrizione obbligatoria. Ma il Veneto, la coscrizione obbligatoria asburgica, che peraltro era regolata da norme molto simili a quelle italiane, perché la naia in Europa è il primo fattore comune. Ogni coscrizione obbligatoria è praticamente identica a tutte le altre. La Lombardia era abituata, il Piemonte, perché il Regno di Sardegna era un paese di coscrizione obbligatoria. La costruzione dell'esercito del Regno di Sardegna passa attraverso leggi molto napoleoniche, molto moderne da questo punto di vista. Ma il resto del paese? Il Sud Italia aveva teoricamente un meccanismo di coscrizione che non si usava mai. Soprattutto i siciliani, ma anche gli abitanti del meridione continentale, in realtà non avevano idea di cosa fosse una coscrizione realmente universale. Ogni tanto qualche poveraccio veniva estratto a sorte per partire militare e non tornava più. Perché?
perché dopo averlo tenuto alle armi 5 o 6 anni, a un certo punto il poveraccio in questione scopriva che si mangiava meglio in caserma a Napoli che a fare il contadino sulla punta della Calabria e ci rimaneva a fare il soldato. Quindi l'esercito borbonico era un esercito in realtà di coscrizione teorica, ma di rafferma semiprofessionale. Quando Garibaldi per primo, nel 1860, arriva a liberare, come dice lui, il Sud Italia, cominciano a circolare canzoncine già in Sicilia in cui si dice che noi siamo per Garibaldi, ma se Garibaldi porta la leva, allora noi non siamo più per Garibaldi. La coscrizione obbligatoria è, come dicono i francesi, una tassa del sangue, lo chiamano proprio così, l'imposta del sangue, particolarmente iniqua, su questo non c'è nulla da dire, ma anche particolarmente odiata in alcune regioni, tant'è che la prima leva d'Italia nel 1863 vede nelle regioni dell'ex Regno delle Due Sicilie un tasso di renitenza superiore al 50%. Renitenza vuol dire che la gente non si presenta agli uffici di reclutamento, non si fa neanche iscrivere nelle liste di reclutamento. Poi di quelli che partono, un'altra buona parte diserta. Questo succederà per molti anni, poi a un certo punto la faccenda cessa, perché gli abitanti dell'ex Regno delle Due Sicilie si sentono più italiani? Sì e no. Intanto perché poi passa una generazione e sapete, anche le leggi più ingiuste a un certo punto cominciano a diventare un'abitudine. Ed effettivamente diventa un'abitudine. Pensateci bene. Pensate di essere un contadino dell'Abruzzo del 1885-90, ma anche un abitante di Napoli, un abitante di Firenze, di Roma, quello che volete. Beh, Roma no, nel 1890 siamo già alla prima coscrizione. Pensate di essere rampolli di una famiglia abbastanza povera, o comunque oggi la definiremo poco abbiente. Pensate che qualcuno vi offra la prima e per molti unica visita medica della vostra vita, perché la visita di naia nasce con la naia, quella che noi chiamavamo la famosa 3 giorni, un incubo per quelli della mia età, ma all'epoca era la prima occasione per i figli dei contadini, dei pescatori, delle famiglie più povere per uscire dal loro paese e vedere cosa c'era fuori, oltre a essere la prima e ultima occasione di avere un controllo medico nella loro vita. Venivano visitati, misurati. Noi oggi abbiamo tutta una serie di statistiche antropometriche che vengono da quelle visite, curati per quello che poteva essere possibile, dopodiché venivano dichiarati abili. In Francia il rituale era lo stesso. In un'età compresa tra i 18 e i 21 anni, a seconda del paese, in tutta l'Europa continentale, tutta, i giovani venivano presi e dichiarati abili, o in Francia bon pour les services. Cosa voleva dire? Voleva dire che eri un uomo, eri adatto a entrare nella comunità degli adulti e, per essere ancora più precisi, eri sessualmente adatto. Perché? Perché il controllo, per così dire, ai caratteri sessuali era molto accurato. Era anche l'unico che avrebbero mai fatto. Non era solo l'unica visita medica, era anche l'unica visita andrologica. Quello lo è rimasto a lungo. Quindi passare la visita di leva voleva dire essere uomini completi, adatti, abili, pieni. Io non so se qualcuno se lo ricorda, ma io me la ricordo ancora. La canzoncina, poesiola, versetto, strofetta, chiamatela come volete, che si usava a raccontare ai miei tempi che chi non è buon per il re, non è buon neanche per la regina. E devo dire, in tutta Europa detti come questi si inseguivano. Se tu venivi scartato, si diceva così alla visita di leva, scartato, pensate anche il termine, sei uno scarto. Se tu venivi scartato alla visita di leva, non eri un uomo. Ora, questo non vuol dire che i giovanotti di 18 e 20 anni in Italia fossero entusiasti di andare a fare il militare, anzi, le facevano tutte per evitarlo. Anche perché, guardate, fino agli anni 80 dell'Ottocento voleva dire star via di casa 3, 4, 5 anni. Ma essere scartati alla visita di leva era peggio.
c'era questo binomio assurdo per cui bisognava passare la visita di leva per essere considerato un uomo e poi trovare tutti gli escamotage possibili per non partire. Ed era così in tutta Europa. C'erano maschietti che si suicidavano perché venivano scartati. Questo è tanto vero che a un certo punto la visita di leva e soprattutto la partenza per il militare diventava un rito, oggi lo chiamiamo liminare, di passaggio all'età adulta. La partenza dei coscritti, un altro bel dipinto ottocentesco, immortale esattamente questo. Si parte tutti insieme perché tutti insieme siamo diventati uomini. La classe di leva. Ancora oggi sui muri diroccati dei paesini, specie in montagna, li troviamo le scritte "Viva la classe del". Mio figlio un paio di anni fa mi ha chiesto: papà, ma perché festeggiavano il fatto di essere andati a scuola insieme? No, ti spiego adesso. La classe era un'altra cosa, è partito il pippone del padre che si occupa di queste cose. E però, cosa c'era di più unificante? Siamo tutti stati dichiarati uomini nello stesso momento. Partiamo tutti insieme. La naia era diventato un rito, attenzione, totalmente privo di sostrato ideologico e politico. E non è che questi partivano contenti perché andavano a servire il re e la patria. Ammesso che sapessero chi era il re e cos'era la patria, cosa di cui si può ragionevolmente dubitare, non lo facevano per motivi ideali, lo facevano perché era diventato un rito antropologico. Quello era il momento in cui si diventava adulti tutti insieme e non è difficile ritrovare ancora oggi in chi ha sperimentato il rituale della coscrizione obbligatoria l'idea che in fin dei conti in 1 anno, 2 anni, 3 anni i miei camerati di leva erano diventati in realtà dei fratelli. E questo ovviamente ha un impatto decisivo quando noi cerchiamo di capire cos'è successo a un certo punto nell'Europa degli inizi del Novecento. Questa è una delle tantissime mappe satiriche che vengono disegnate cercando di raffigurare e personalizzare l'Europa agli inizi del XX secolo. Ce ne sono tantissime, avrei potuto usarne almeno una dozzina di altre. Sono mappe, questa in particolare è proprio dell'estate del 14, sono mappe che non solo hanno l'ambizione di personificare o in qualche modo concretizzare l'immagine degli stati nazionali, ma che ci dicono molto sul fatto che l'Europa degli stati-nazione, degli imperi, è considerata soprattutto un'arena in cui ci si sfida a chi è il più forte. L'Europa è un continente militarizzato. In molti paesi le spese militari agli inizi del XX secolo superano il 40% delle spese pubbliche e rappresentano normalmente una percentuale oscillante fra il 20 e il 25% del prodotto interno lordo. Vedremo poi come questo è un termine di paragone particolarmente utile, visto che oggi si ragiona insistentemente di aumento delle spese militari. Nel 1914 il Regno d'Italia spende un po' meno del 35% del suo PIL in investimenti per le forze armate. E sto calcolando solo le spese del Ministero della Guerra, perché poi decidere cosa sono spese militari da un punto di vista degli studi economici è un problema molto più complicato, sono spese molto opache. Ma noi dovremmo saperlo che il Regno d'Italia spende parecchio, perché pensate tutti i milioni di lire dell'epoca che ha buttato via per costruire la cintura dei forti corazzati sull'altopiano. Chiunque va a passeggiare oggi sugli altipiani si imbatte in queste opere di ingegneria strepitose, bellissime, enormi, mostruose, che non sono mai servite assolutamente a nulla. Il più grande disinvestimento economico del Regno d'Italia. Ma bisogna dire che l'Austria-Ungheria faceva la stessa cosa dall'altra parte. La pioggia di milioni di lire dell'epoca che è arrivata in Veneto per costruire i forti corazzati degli altipiani è stato uno dei grandi volani del rilancio dell'economia regionale. Dall'altra parte l'Austria-Ungheria faceva la stessa cosa. Ci si potrebbe chiedere perché due paesi alleati fino all'estate del 1914 avevano passato 15 anni a investire gran parte dei loro soldi pubblici per costruire dei forti corazzati con l'unico scopo di distruggersi a vicenda.
ma questo faceva parte dello spirito particolarmente amichevole e leale dell'alleanza tra Italia e Austria-Ungheria. Si è visto. Ma per non cadere troppo in dettagli nazionali, ricordiamoci questa immagine. Perché? Perché questa è l'immagine che ci testimonia, come tante altre, un semplice fatto. Non solo l'Europa era militarizzata, era un continente popolato di paesi che avevano passato i decenni precedenti a spendere una quantità infinita di soldi con un unico scopo: annientarsi a vicenda. Ma ci racconta anche il fatto che gli europei se l'aspettavano questa grande guerra che sarebbe arrivata. Alcuni la desideravano persino, alcuni dicevano meglio adesso che dopo. Calcoli che vengono fatti sempre, meglio adesso perché io in questo momento ho più uomini, più soldi, più armi, più cannoni. I generali dell'epoca, tutti tranne uno, e quell'uno disgraziatamente era il nostro capo di Stato Maggiore, avevano passato decenni a studiare piani raffinatissimi con lo scopo precipuo di essere i primi a sparare e i primi a radere al suolo la capitale nemica. Era la loro raison d'être. Vivevano così. Vivevano raccontando e spiegando a tutti come avrebbero mosso centinaia di migliaia o milioni di uomini, e vivevano con l'orario ferroviario a portata di mano, perché poi tutti questi uomini andavano mossi sui treni. Quanti uomini? Questa è una bella domanda. Ma una stima fatta nell'estate del 1914 ci dice che in tutta Europa ci sono almeno 45 milioni di maschi adulti che sono stati addestrati all'uso delle armi e che possono essere mobilitati, cioè richiamati, non tutti in quel momento attivi negli eserciti, ma richiamabili. Chi sono? Tutti quelli che hanno tra i 19, 20 e i 35 anni. Un conto abbastanza semplice, non fatto al millesimo, perché di alcuni paesi come la Russia non abbiamo i dati precisi, ma diciamo a spanne questi 45 milioni di uomini. Ricordiamoci che alla fine della Grande Guerra i morti fondamentalmente europei, ci sarebbero anche gli Stati Uniti, il Giappone, ma è poca roba, i morti superano, secondo le stime più attuali, i 10 milioni di individui e sono nel 99% dei casi militari. Ovviamente altre classi di leva erano state mobilitate durante la guerra. Ma questo ci dice che l'Europa del 1914 è un'Europa in cui i sistemi di reclutamento a coscrizione obbligatoria, che riguardavano tutti tranne il Regno Unito, che lo adotterà nel 1916, avevano funzionato. Perché? Perché, fatto salvo alcuni casi specifici, alcune divisioni di fanteria francese nell'estate del 17, 2 brigate italiane e poco altro, e ovviamente, tralasciando il caso russo, che è un po' la prova del 9, nessun esercito europeo vive casi di ammutinamento. Perché? Perché stiamo parlando di generazioni che da 50 o 60 anni erano state addestrate a fare una e una sola cosa: prendere le armi e obbedire agli ordini. Che poi fossero anche soldati efficienti, questo si può discutere, ma obbedirono agli ordini e andarono a farsi massacrare a migliaia senza uno scopo apparente e senza un risultato apparente per anni. Dall'estate del 1914 all'autunno del 1918, con il caso rilevante della Russia 1917, che fa veramente la prova del 9, gli europei continuano a massacrarsi a vicenda in maniera super disciplinata e senza praticamente un tentennamento. Perché? Perché ci sono le polizie militari dietro? No. Non c'erano abbastanza milioni di poliziotti militari, carabinieri, gendarmi e tutto quello che volete in Europa per costringere i maschi europei a continuare ad andarsi a fare massacrare anche quando sapevano che era per niente. No, ci vanno perché per generazioni gli è stato insegnato a farlo, perché gli hanno detto che se sei un buon cittadino o un buon suddito, come nel caso inglese, prendi le armi e vai. Fa parte dell'identità del cittadino. E dopo alcuni decenni che te lo ripetono, finisci per essere assuefatto al problema. E voi mi direte, vabbè, dopo il 1918 si saranno anche stufati.
Questo è un fotogramma tratto dal primo adattamento cinematografico di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Nichts Neues im Westen. È un adattamento estremamente interessante perché più di altri film, sapete, essendo questo il romanzo probabilmente più letto su tutta la Prima Guerra Mondiale, Erich Maria Remarque ha avuto un certo numero di adattamenti cinematografici, l'ultimo è di 2 anni fa. In questa scena il professore di lettere classiche di un gymnasium tedesco arringa i suoi giovani studenti, anche se non sembra, questi dovrebbero avere circa 18 anni. E cosa gli dice? Fa tutto un lungo fervorino patriottico e dietro di lui compare la scritta Dulce decorum est pro patria mori. È dolce, è nobile, decoroso morire per la patria. E i suoi studenti, invece di pensarci 2 volte, si alzano in piedi, buttano via i vocabolari, i libri, i quaderni e corrono tutti in massa ad arruolarsi nel più vicino ufficio di reclutamento. In Italia, bisogna dire, non sarebbe stato possibile. Perché? Perché il nostro esercito era coerentemente, disciplinatamente, rigidamente classista, e se sei uno studente del ginnasio dell'università tu non ti arruoli volontario, io ti mando a fare il corso ufficiali, è tutto un altro paio di maniche. Gli studenti tedeschi avrebbero pagato oro per avere un esercito così in quel momento. Perché? Perché è vero, decine di migliaia di giovanissimi studenti tedeschi nell'estate del 1914 si arruolano volontari, loro possono, l'esercito italiano non sopporta i volontari, lunghissima tradizione, sapete, i volontari tendono a pensare con la loro testa, brutta gente. Ma l'esercito tedesco sì. Migliaia di ragazzi e ragazzini tra i 18 e i 20 anni si arruola in massa, viene inquadrata in reggimenti appena formati, addestrati per alcune settimane e poi mandati simpaticamente al fronte, dove, per colmo di sfortuna, vanno a scontrarsi con l'unico esercito professionale di tutta Europa, quello britannico. Nella seconda battaglia di Ypres, quello che in tedesco è noto come il Kindermord, il massacro degli innocenti di Ypres, o dei bambini di Ypres, come volete, alcune migliaia di studenti con alcune settimane di addestramento alle spalle si scontrano con 2 battaglioni di fanteria regolare inglese che li sterminano. E sapete, i migliori fucilieri del mondo contro dei ragazzini che sanno a malapena fare sinistra-destra. Voi mi direte, vabbè, dopo questo massacro i tedeschi saranno inorriditi. No, anzi, sono morti per la grandezza della patria. Sono degli eroi. Adolf Hitler, sì, lo so, non esattamente il più lucido dei personaggi, continuerà a citare la bellezza del massacro dei bambini di Ypres, non solo nel Mein Kampf, che come sapete non è esattamente il testo, come dire, più leggibile della storia, ma continuerà a citarlo nei suoi discorsi. Quello è lo spirito tedesco. Andiamo a morire, siamo contenti di farlo e li celebriamo come eroi. E infatti li celebreranno come eroi. Il vero spirito tedesco, l'eroismo tedesco, è testimoniato da questi ragazzi che sanno di andare a morire e lo fanno volenterissimo. E voi mi direte, vabbè, poi basta. Cosa facciamo dopo il 1918 con la celebrazione eroica dell'equazione cittadino-soldato? La seppelliamo? Diventiamo pacifisti? Diciamo che la guerra di massa è una cosa stupida, almeno come l'avevano fatta lì, perché effettivamente fatta stupida lo era. No, tutto il contrario. Celebriamo l'eroismo della bella morte. Re di Puglia. Lo so cosa mi state per dire, vabbè, ma Re di Puglia negli anni 30 l'ha voluto il regime fascista. Chiaro che erige, organizza un ricordo eroico della guerra, per 2 motivi. Primo, perché il fascismo fino dall'autunno del 22 si dichiara l'erede di Vittorio Veneto. Noi esistiamo perché la vera Italia è stata quella dei cittadini soldato che si sono sacrificati, ancora questo termine, sacrificio che ritorna, per la grandezza della nazione. E noi siamo gli eredi di quegli italiani che erano gli italiani veri, non la mediocre italietta liberale, tutta diritti sociali, progresso economico, è brutta cosa. No,
perché l'Italia fin dal 1861 era destinata a essere una grande potenza imperiale. C'è scritto nel nostro DNA, non siamo noi gli eredi di Roma. E se siamo gli eredi di Roma, dobbiamo essere una potenza imperiale. Guardate, il povero conte di Cavour, era uno dei pochi con la testa sulle spalle a suo tempo, l'aveva detto persino lui. A me piacerebbe tanto che non lo fossimo. A un certo punto c'è un'idea fantastica di costruire una nuova capitale che non sia Roma, perché Roma pesa. Pesa per tanti motivi e all'epoca non avevano neanche la raccolta differenziata. Pesa perché, insomma, è un trascinarsi di memorie difficili. Se noi abbiamo Roma come capitale, non è che possiamo infischiarcene del fatto che siamo circondati dalle rovine dei Cesari. Ci tocca affrontare il problema e lasciamo perdere che c'è pure il Papa. Noi dobbiamo paragonarci a quell'impero lì. Come facciamo a dire che l'Italia è un paese pacifico e ci piacerebbe tanto essere la Svizzera moltiplicata per 12? No! Sei in mezzo al Mediterraneo, ti devi costruire un impero. E Cavour l'aveva detto, guardate, sarebbe bello poter fare a meno di Roma, ma ce la dobbiamo tenere. L'Italia non può esistere senza Roma capitale. L'aveva detto persino lui e non gli piaceva la faccenda. Sì, lo so, cioè, questa idea di costruire la nuova capitale un giorno ci si dovrebbe ritornare, però è fantastica, la volevano mettere... Avevano deciso di fare una nuova capitale andando a cercare il centro della penisola italiana. E avevano scoperto che era vicino a Terni. Cioè, ma voi ce la vedete la capitale italiana a Terni? Già a Terni è difficile arrivare oggi. Io una volta ci ho dovuto fare un seminario, avrò viaggiato credo per 1 giorno e mezzo. A Terni dintorni, come dicono da quelle parti. Poi a Terni non c'è nulla. Cioè, poi ci hanno fatto le acciaierie per un altro motivo ancora simpatico, ma legato peraltro alla guerra. Però a Terni non c'era nulla, ci siamo tenuti Roma. Non se ne poteva fare a meno. Ma se hai Roma capitale, mi spiace. Devi rappresentarti come paese guerriero e imperiale. Il fascismo dice noi siamo quell'Italia lì. Noi siamo gli eredi di Vittorio Veneto. Ve la ricordate la frase attribuita a Mussolini quando si presenta al re il giorno in cui il re gli conferisce l'incarico di formare il governo, come Presidente del Consiglio? Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. È vero? Boh, probabilmente no. Però ogni militante fascista avrebbe sottoscritto 3 volte quella frase. Ci credevano. E non per niente. L'Italia fascista viene plasmata, rappresentata, pubblicizzata come una potenza guerriera, e questa è l'identità del totalitarismo fascista. Se un giorno qualcuno vi dovesse chiedere cos'è il totalitarismo fascista, è l'idea inseguita da Mussolini e dai fascisti, sono ancora 2 soggetti differenti, di poter cambiare gli italiani. Quando qualcuno sente questa idea del cambiare gli italiani, a me vengono i brividi. Perché normalmente quando qualcuno dice che vuole riformare gli italiani è sempre pronto a farne fuori alcuni milioni. L'idea era: cambio gli italiani, li trasformo in ciò che avrebbero dovuto essere da sempre, una razza guerriera e una potenza imperiale. Questa è l'identità del totalitarismo fascista, che si basa sull'eredità morale della guerra, ma la perverte. Il fascismo è una perversione dell'identità patriottica della rivoluzione francese. Una perversione estremamente abile ed efficace. Basata su cosa? Ma su alcuni elementi che in realtà non erano fascisti in sé, ma che il fascismo copia e sfrutta. Cos'è questo? Questa è l'inumazione del Milite Ignoto. Novembre 1921, il più grande spettacolo di massa dell'Italia liberale, perché è ancora l'Italia liberale. Si celebra la sepoltura di un soldato che non è nessuno, perché potrebbe essere chiunque. Il Milite Ignoto è questo, il più italiano degli italiani. Si cerca la salma di un soldato non identificabile, sappiamo solo che è italiano, non deve essere riconosciuto, non sappiamo chi è, non sappiamo a quale reggimento apparteneva, non sappiamo che grado aveva. Deve essere un chiunque che rappresenta tutti. Può essere mio padre, mio figlio, mio fratello, il mio migliore amico. Lo seleziono, lo metto su una bara ricoperta di fiori e di ricchi ornamenti, lo carico su un treno speciale che parte da Aquileia alla fine di ottobre del 1921 e lo inoltro sulla via ferrata verso Roma. Ci metterà giorni ad arrivare. Non perché le ferrovie dell'epoca volessero tenere il testimone in Trenitalia,
i treni andavano leggerissimamente meglio, ma perché a ogni chilometro folle di italiani ostruiscono il passaggio del treno. Alcune tappe erano state preventivate, ma questo non se lo aspettava nessuno. Il più grande spettacolo di massa dell'Italia liberale è uno spettacolo totalmente spontaneo, inaspettato. Ci sono delle scene molto toccanti. Un giorno di questo dovremmo riparlare, ma immaginatevi il treno che si ferma alla stazione di Abano. Immaginatevi che un doppio cordone di sicurezza, perché erano tutti spaventati dal fatto che, sapete, l'Italia del 921 è un paese non pacifico, è un paese in piena guerra civile, squadristi contro militanti comunisti, comunisti contro socialisti, socialisti contro popolari, fascisti contro tutti. È un paese in cui si spara, si gettano le bombe a mano, ci si accoltella per strada. Nel 1921, solo nel 21, ci sono 1200 morti per azioni di natura politica. Nel 1921, aprile del 21, il Ministero degli Interni compila un rapporto segreto sulle armi sequestrate nel paese nel primo semestre dell'anno. Ci sono anche 2 cannoni da 75. Era un paese leggerissimamente turbolento. E allora il governo ha paura che gli estremisti di sinistra assaltino il treno del Milite Ignoto. Non succederà. I veterani con le medaglie e il fazzoletto rosso al collo si inginocchiano al passaggio del treno. Alla stazione di Abano, doppio cordone di sicurezza, carabinieri, soldati, ci sono anche gli squadristi pronti a manganellare qualsiasi sovversivo. Si fa strada in questa centinaia, in questa folla di uomini armati, una mamma, alta così, che porta un bambino in braccio. Si avvicina al treno. I carabinieri non hanno il coraggio di fermarla, si fanno ala. Una specie di momento ipnotico, prende il bambino, lo alza e gli dice: bacia la bara di papà. Gosh. Ecco, è quello che succede in tutta Italia. I servizi di sicurezza potevano non esserci. Arriva a Roma, viene traslata a Santa Maria degli Angeli, dove riceve un'ulteriore benedizione, e poi, il 4 novembre del 1921, traslata all'Altare della Patria, dove approssimativamente 1.200.000 italiani tra romani e non romani vanno a rendere omaggio. Perché li costringono? No, nemmeno per sogno. Anzi, ne avrebbero fatto volentieri a meno. Perché gli italiani si riconoscono in un soldatino qualunque che poteva essere chiunque. Non c'è un'immagine migliore per restituire quello che era l'abitudine, l'habitus, l'idea che gli italiani avevano di ciò che era appena successo. Nessuno era contento di aver fatto la guerra. Sì, forse alcuni interventisti della prima ora, ma i veterani che l'avevano combattuta e le famiglie che avevano perso qualcuno volevano che si sapesse che era stato fatto per un motivo. Non erano d'accordo? No. Molti veterani, l'abbiamo detto prima, con le medaglie, veterani degli assalti sul Carso, erano militanti del Partito Socialista che non avrebbero mai più voluto una guerra, che urlavano contro il militarismo, ma volevano che si sapesse che almeno i loro amici erano morti per qualcosa. Se non fosse altro, per obbedire all'idea di essere un buon cittadino. Tant'è che l'Altare della Patria ancora oggi è considerato il tempio laico dell'identità civica, prima ancora che nazionale italiana. E certo, poi i regimi totalitari si impadroniscono di questa idea. Siete cittadini e soldati? Per noi sarete soldati prima e poi sudditi di un'idea. Questo è ciò che accomuna non solo la declinazione del fascismo secondo Benito Mussolini, ma anche del modello che lo copia, perché Hitler si ispira letteralmente, esplicitamente a Mussolini all'alba della sua esperienza. Vi ricordo che esattamente 100 anni fa, 100, veniva ricostituito il partito nazionalista, partito nazista, per dirla, NSDAP, Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. 100 anni fa, Hitler era appena uscito di galera. Poi dicono che studiare storia non serve a niente. Uno esce di galera,
hanno caricato lui e i suoi seguaci di tutti i crimini possibili e immaginabili, lo liberano in 9 mesi e poco tempo dopo fa la scalata al potere. L'idea di base del nazionalsocialismo, come quella del fascismo, è che la nazione è un esercito. Mussolini lo dice esplicitamente, Hitler ancora di più. Tant'è che e l'uno e l'altro partono dal presupposto che per perfezionare la nazione, per riformarla, dobbiamo cominciare a insegnare fin da piccoli a essere bravi soldati, la militarizzazione della gioventù. I Balilla, la Hitlerjugend, le grandi parate di Norimberga. Oggi a noi i Balilla possono far sorridere, ma era un progetto di trasformazione del carattere nazionale di una straordinaria abilità e profondità, oltre che straordinariamente inquietante. Dobbiamo essere una razza guerriera, ti prendo a 6 anni e comincio a insegnarti a portare il fucile e a marciare al passo. Fascismo e nazionalsocialismo sono il perfezionamento dell'idea che le nazioni sono nazioni di soldati e loro la elevano all'estrema potenza, in purezza, nella maniera più perversa possibile. Perché? Perché invertono l'equazione. Non sei un soldato perché hai dei privilegi in quanto cittadino. Tu sei un soldato e quindi un suddito della nazione. Capite come i poli si invertano? Il cittadino è un titolare di diritti naturali. Faccio il soldato perché difendo le libertà che mi vengono riconosciute, difendo il mio paese. Il soldato suddito del regime totalitario è qualcuno che libertà non ne ha e che non sceglie, non vuole, non desidera, non aderisce, almeno teoricamente, all'idea che questo fa parte degli oneri e degli onori di essere cittadino. Lo fa perché è inquadrato in un sistema di formazione ideologica fin da quando, non dico in culla, ma poco ci manca. Questo è appannaggio solo dei totalitarismi fascista e nazista? No. Il linguaggio della mobilitazione, ancora maschile, dei cittadini soldato è straordinariamente omogeneo anche dove non si parla di cittadini e tendenzialmente non si parla di nazioni, perché sono esclusi dal linguaggio. Narodina na Stalin, per la patria e per Stalin. Sì, lo so che il termine patria nella Russia stalinista era un pochino bizzarro, però sapete, quando si trova alle strette dopo il giugno del 1941, dopo che il suo grande amicone Hitler l'ha appena invaso, perché questo è quello che succede, Hitler convincerà Stalin di essere un grande amico fino alla mattina del 21 giugno 1941. Come lo sappiamo, a parte il fatto che l'Armata Rossa in quel momento avrebbe potuto essere battuta da San Marino? Beh, lo sappiamo perché nell'accordo del cosiddetto protocollo segreto Ribbentrop-Molotov non c'era solo la spartizione delle zone di influenza nell'Europa orientale. Se qualcuno ha l'idea di spartizione di zone di influenza nell'Europa orientale pensasse all'attualità, io non l'ho detto, però il pensiero corre. Ma c'era anche un accordo economico. La Russia avrebbe fornito alla Germania non terre rare, perché all'epoca non si sapeva ancora cosa fossero, ma un certo numero di vagoni di carbone, di cisterne di petrolio, grano, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete quando è che passa l'ultimo treno sovietico in direzione della Germania carico di materie prime? 2 ore prima che le truppe tedesche invadano la Russia. Sapete. Bisogna diffidare di chi ti dice che siamo grandi amici. Dopo un primo trauma, Stalin si riprenderà e deciderà che a quel punto, per mobilitare emotivamente i russi e andare a farsi massacrare in nome di qualcuno che ti ha massacrato fino al minuto prima, le purghe di Stalin non erano dei pranzi di gala, bisogna riattivare delle emozioni. Quali emozioni? Queste. La patria, tu combatti per la rodina. E la rodina è un termine russo, si fa un po' di fatica a tradurre. È patria, ma è anche terra, terreno, è proprio la terra degli avi. Rodina. Certo, combatti anche per il compagno Stalin, però prima di tutto per la patria. Infatti, ancora oggi nei manuali in Russia, la seconda guerra mondiale è chiamata Grande Guerra Patriottica.
Questo cosa ci dimostra? Che quel tipo di lessico, di linguaggio, di emozioni permea tutta la mentalità europea, persino nel paese che ha detto peste e corna di patria, patriottismo, nazione, fino al minuto prima. Non solo però i cattivi di turno. Partigiani, Montegrappa 1944. Se voi andate ancora oggi a leggervi i diari, le testimonianze, le memorie, gli epistolari dei partigiani, scoprirete che quel tipo di linguaggio, quel tipo di emozioni permea ancora la mentalità delle formazioni resistenziali. Muoio e mi sacrifico per la patria. A volte la patria è il mio paese, ma l'idea rimane la stessa. Le ultime lettere dei partigiani, che sono documenti molto toccanti, in realtà testimoniano la persistenza di questo tipo di linguaggio e di mentalità. Se noi mettiamo su un piatto della bilancia i partigiani che dicono vado a morire o anche solo a combattere per il mio paese, per la mia famiglia, perché questo è il mio dovere, e coloro che ti dicono che vado a combattere per il partito, e beh, c'è una certa sproporzione, per non dire che la seconda è quasi inesistente. Non del tutto, ma quasi. E noi ne abbiamo una testimonianza estremamente efficace, proprio dietro casa nostra. La battaglia del Grappa, io preferisco chiamarla battaglia che eccidio del Grappa, del 44. Come viene, da cosa viene generata? Come viene ricordata, raccontata? Perché partigiani, alcune centinaia di partigiani per lo più giovanissimi si fanno massacrare sul Monte Grappa in un'operazione che poteva avere un solo esito, anche perché non c'è un posto peggiore del Monte Grappa per gestire una guerriglia. Ancora molto più all'epoca che oggi era un panettone calvo, l'avevamo arato con l'artiglieria pesante per 3 anni e mezzo. Perché? Beh, noi andiamo a prenderci le testimonianze dei partigiani dell'epoca, scopriamo delle cose interessanti, almeno dal punto di vista del linguaggio e, ancora una volta, delle emozioni con cui loro si pensavano, si rappresentavano. Molti, penso qui, sanno chi era Primo Visentini, comandante Masaccio. Lui sopravviverà alla battaglia del Grappa, anche se cercherà in realtà a un certo punto di liberare i suoi uomini caduti prigionieri in un'operazione suicida, lo devono tenere a forza, perché voleva assaltare le caserme di Bassano. Sarebbe finito anche lui in Viale dei Martiri. Ma lo dicono in tanti capi partigiani. Noi siamo qui perché i nostri padri e i nostri fratelli maggiori nell'inverno del 17-18 hanno fermato qua i tedeschi e noi lo rifaremo. Perché sul sacrario del Grappa c'è il tricolore e noi rimaniamo qua a difenderlo. Non sono passati quella volta, non passeranno neanche questa volta. Da un punto di vista militare è un suicidio, un vero suicidio. Da un punto di vista culturale è una rappresentazione estremamente appassionata, sacrificale. Per lo più si intuisce che andiamo a farci ammazzare, ma restiamo qua lo stesso. Cosa avrebbero dovuto fare da un punto di vista militare? Applicare le regole della guerriglia. Al primo accenno di rastrellamento scappi. È così che fa un bravo guerrigliero. Colpisce e scappa. Ma noi non scappiamo. Perché? Perché siamo sotto il tricolore di Cima Grappa. Non si può scappare. Rimaniamo qua e ci facciamo massacrare. Alcuni scapperanno, sì, alla fine, dopo che la battaglia era già iniziata. Voi lo sapete, la battaglia del Grappa è un episodio estremamente controverso della storia della Resistenza. Chi dice che l'ordine di ritirata non venne mai dato, chi dice che venne dato e non recepito, chi dice che venne recepito e alcuni comandanti se ne infischiarono. Masaccio avrebbe potuto raccontarci tutto, se non fosse stato ucciso in maniera più che misteriosa nelle ultimissime ore della guerra con un colpo alla schiena. Ma a noi interessa soprattutto ricordarci questo. Quei ragazzi lì erano anche loro figli di tanti decenni di educazione da cittadino e soldato. È mio dovere rimanere qua. Vado a morire? Probabilmente sì. I fascisti, i tedeschi, gli ucraini sono più di 10.000. Hanno armi automatiche, blindati, mortai, e io una scacciacani con 4 proiettili. Addestramento sotto zero, a parte quelli che erano già veterani della guerra. E ce n'erano parecchi, E anche lì bisognerebbe chiedersi cosa ha spinto gente che si è fatta 3 anni di sconfitte,
dopo l'8 settembre del 43 a riprendere le armi? Perché i vecchi coi baffi bianchi, gli ufficiali di 20 anni e le ragazzine di 18 a Porta San Paolo a Roma il 9 settembre del 43 vanno a gettare bombe a mano contro i carri armati tedeschi? Cos'è che li spinge? Sì, un po' c'è clima da Repubblica Romana 1848, questo va detto. C'è un po' di esaltazione, ma c'è la consapevolezza che essere italiano in quel momento corrisponde esattamente a quello. Rischiare la vita. Posso morire? Sì, ma non farlo è peggio. E infatti, se noi poi diamo un'occhiata a come vengono ricordati i partigiani, la memoria, l'epica, l'epopea resistenziale, scopriamo dei casi abbastanza bizzarri. Perché cito proprio quel monumento lì? È il monumento al partigiano di Imola. Ah, perché è un caso estremamente intrigante. Non sappiamo nemmeno quando venne esattamente costruito, perché venne inaugurato nel 1946. Sono morti per te e per me, per tutti noi sono morti, perché la nostra vita valga la pena di essere vissuta. Già il linguaggio era un po' curioso. Poi lo guardiamo, questo partigiano, da un lato ha un fucile sulla spalla, dall'altro il pugno alzato. Alcuni anni fa, dopo una sorta di rivelazione un po' propagandistica, nata da un'interrogazione politica, vennero fatte delle ricerche su questo monumento e si scoprì che forse, non è ancora stato acclarato però, forse questo monumento non era stato scolpito tutto nel 1946, ma il suo autore, che era attivo negli anni precedenti, l'aveva preparato probabilmente, dico probabilmente, a metà degli anni 30. Per cosa? Per celebrare l'impresa d'Etiopia. Questo toglie qualcosa al valore del monumento, alla sua funzione di ricordo del sacrificio partigiano? No, nemmeno un po'. Perché? Perché quando noi parliamo di monumenti ai caduti, dobbiamo ricordarci che esistono 3 grandi momenti, e 3 sempre. Il momento dell'autore, che scolpisce qualcosa che ha in testa lui. Il momento dell'inaugurazione, in cui il monumento viene offerto al pubblico e chi è nel pubblico lo recepisce come vuole lui. E il momento poi del tramandarlo. E in mezzo a questo c'è ovviamente il volere della committenza, la famosa triade dei monumenti: autore, pubblico, committenza. Quando venne inaugurato nel 1946, semplicemente tutti lo accolsero come un monumento al partigiano. Perché ve l'ho citato? Perché testimonia molto efficacemente, secondo me, di come questo tipo di linguaggio e di emozioni possa, prescindendo dal perimetro ideologico, ripetersi sempre uguale a se stesso. Poi, a un certo punto, c'è una scansione. Sembrava che tutto sarebbe stato sempre uguale. Avevamo passato indenni gli orrori della Grande Guerra, i massacri industriali della Seconda, e sembrava che il linguaggio del cittadino soldato non dovesse finire mai. Poi però a un certo punto le cose cambiano. Sapete, dopo il 1945 è difficile dire che il campo di battaglia è ancora il luogo della virtù e del coraggio. La guerra l'abbiamo finita con i bombardamenti a tappeto e le armi atomiche. Dove c'è coraggio lì? Un grande intellettuale francese, Blaise Cendrars, ha detto un giorno che Dio è scomparso dai campi di battaglia. E certo, quando chi mi uccide sta distante 25 chilometri, io non so chi sia, lui non sa chi sono io, dov'è il coraggio? Dov'è la virtù del guerriero? Dov'è l'Achille? Dov'è Ettore, che difende casa sua? Da nessuna parte. E allora il linguaggio della guerra, le parole della guerra, cominciano ad apparire sempre più obsolete, sempre più stridule, soprattutto alla nuova generazione. E nel 1961 in Italia accade un fatto straordinario, che era maturato nel tempo, ma che all'epoca sembrò veramente una scansione della storia. La grande marcia per la pace di Assisi, la prima. La marcia per la pace di Assisi era nata come una manifestazione di alcune migliaia di persone e diventa un fenomeno di massa. Chi c'era, e l'ha raccontata, racconta di una sorta di tumulazione del milite ignoto al contrario. Passano i primi manifestanti, quegli striscioni, alcuni arrivati dall'estero, e dicono qualcosa che il movimento non violento
il movimento pacifista che si stava strutturando da decenni, che non era ancora un movimento di massa, ripeteva ormai da una generazione: la guerra e le armi non sono una soluzione, ma non sono nemmeno pensabili. Un vecchio veterano come Piero Calamandrei, padre della Repubblica, padre della Costituente, volontario nella Grande Guerra, veterano ufficiale della Grande Guerra, antifascista, militante, con un figlio comandante partigiano, nel 1946-48 si batterà risolutamente per affermare l'identità pacifista del paese e poi per rifiutare nel 1949 l'adesione alla NATO. Calamandrei è un buon testimone di qualcosa che era successo, non solo nella generazione dei più giovani, che si era risvegliata in un paese in rovina, le città rase al suolo, padri, fratelli morti, le madri morte, perché la seconda guerra mondiale fa più vittime tra i civili che tra i militari. Cosa c'è di più ignobile di una guerra che se la prende solo e soprattutto con gli indifesi? Perché i bombardieri non fanno distinzioni. Quando comincia la marcia per la pace, i testimoni raccontano di contadini di 60-70 anni, curvi nei campi, che si alzano, mettono il cappello e si uniscono. Di scolari che stanno andando a scuola e si uniscono anche loro, insieme alle maestre. Di gente passata di là per caso che legge gli striscioni e si mette a camminare. Partono in alcune migliaia e ad Assisi arrivano in decine di migliaia. Non si sa ancora oggi esattamente quanti. Il prefetto di Assisi fa un salto sulla sedia. La polizia strabuzza gli occhi e lascia passare e nessuno ha il coraggio di dire niente. È una marcia completamente pacifica, ovviamente. Non succede nulla. Arrivati ad Assisi si sciolgono, ma quel giorno del 1961, in quel momento noi abbiamo la precisa testimonianza che qualcosa è cambiato ed è cambiato per sempre. Attenzione all'anno 1961. È l'anno in Germania è l'anno, avrebbero voluto in Germania, è l'anno del processo Eichmann. Il primo processo in mondovisione che racconta ai tedeschi, soprattutto ai ragazzi tedeschi, i crimini di papà e nonno. Perché fino al 1961 in Germania dei crimini di guerra si era parlato molto poco. Sì, c'erano stati i processi di Norimberga e poi i processi successivi, ma ricoperti per 10 anni da una cortina di indifferenza. Non se ne parlava, anzi, se voi andate a vedervi i film prodotti in Germania sulla seconda guerra mondiale, scoprite delle cose strepitose. Il racconto del buon soldato tedesco. I nazisti non ci sono mai, non esistono. I soldati tedeschi erano tutti bravi, belli, buoni e combattevano solo per la patria. Aggredita. Come aggredita? Avete invaso mezzo mondo? Eh sì, ma noi al cinema lo raccontiamo in un modo diverso. Nel 1961 i tedeschi scoprono che il nonno era stato un fervente nazista. Il papà aveva bruciato i villaggi in Ucraina. E noi italiani scopriamo che forse c'è un linguaggio di tipo diverso. E a quel punto gli storici cominciano a parlare di età post-eroica, post-war society, una società post-bellica in cui il post è il termine chiave. La guerra ce la siamo lasciate per sempre alle spalle. Prendiamo le spese militari, è un buon indicatore. Dal 1960 fino agli inizi degli anni 2000, fino al 2010, va. Vedete come scendono. Questa curvina azzurrina qua è l'Italia, che già spendeva pochino, se può spendere ancora meno meglio. Non è un termine particolarmente positivo, quello che viene usato di post-war society. Lo usano gli analisti americani per dire che noi europei siamo degli smidollati perché non spendiamo abbastanza per la nostra difesa. Come noterete, hanno una certa coerenza interna. Continuavano a ripeterlo negli anni 60 e lo ripetono ancora oggi. L'età post-eroica è contraddistinta da alcuni provvedimenti che effettivamente pongono una frattura tra noi e l'eredità della rivoluzione francese. La sospensione della coscrizione obbligatoria. La Francia fa da capofila. Nel 1997 viene approvata in Francia la legge per la sospensione della coscrizione obbligatoria, che verrà resa effettiva completamente nel 2001. In Italia la legge viene approvata nell'agosto del 2004 in un Parlamento deserto,
vota contro solo un partito. E questo è l'aspetto più divertente di tutta la faccenda. Votano contro i comunisti. Ma come? Cioè, avete detto peste e corna del militarismo fino al giorno prima? Sì, però attenzione, come mi disse all'epoca Guerrini, che per un brevissimo periodo era stato sottosegretario alla difesa, l'unico comunista sottosegretario alla difesa, e lui mi disse sì, ma noi votiamo contro, non contro l'abolizione del militarismo, noi votiamo contro la sospensione del diritto naturale della rivoluzione francese a rompere il monopolio della violenza da parte dei governi, perché da questo momento in avanti il popolo verrà tenuto lontano dalle decisioni su chi usa le armi e perché. E aveva ragione. Questa era una conseguenza per eterogenesi dei fini a cui nessuno aveva pensato. Ma quando ci chiediamo chi fu lo sponsor della legge del 2004, che fu votata a larghissima maggioranza al Parlamento, per carità, ma chi fu lo sponsor di quella legge? Perché questo è l'altro aspetto divertente della questione. La Lega. Eh sì, lo stesso partito che oggi si batte strenuamente per ripristinare forme di coscrizione obbligatoria, la Lega e Forza Italia. Perché? Beh, per usare le parole del ministro della difesa dell'epoca, perché la coscrizione era tempo sprecato. Perché il vero ragazzotto, specialmente nel nord Italia, questi erano partiti fortemente radicati, qui in Lombardia, in Piemonte, non è che deve perdere tempo per andare a servire lo Stato, deve andare a lavorare, a far danè. Non so cosa sia cambiato esattamente nella mentalità della Lega di oggi, o meglio sì, lo sappiamo, però evidentemente qualcosa è cambiato, visto che prima la aboliscono e poi decidono di rimetterla. Quanti di noi trovano familiare questa immagine? Ci siamo cresciuti. Eppure in quel 2005, gennaio 2005, da quando diventa operativa la legge, Martino, segna una frattura definitiva tra la storia della Repubblica Italiana e la storia dei cittadini soldato. E la nostra conferenza poteva finire così. Peccato. Che nel febbraio di 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, il signor Vladimir Putin abbia deciso di allungarci la conferenza di alcuni minuti. Facendo cosa? Invadendo l'Ucraina. E le cose sono cambiate di nuovo. Guardate, io 3 anni fa ero a Roma e dovevo girare una puntata televisiva. Venni svegliato alle 6 di mattina. I carri armati russi avevano appena attraversato il confine e io cominciai a ricevere una serie di chiamate e di messaggi una dietro l'altra. Io stavo dormendo, francamente. E mi resi conto di 2 cose. Primo, che il mio lavoro da quel momento in avanti non sarebbe più stato lo stesso. E secondo, che mi toccava stracciare il programma del corso di storia della guerra che dovevo fare da lì a qualche settimana e riscriverlo da capo. Cosa che ancora oggi mi fa incavolare col signor Putin in maniera personale. Questa è la copertina del Time dedicata all'invasione dell'Ucraina. Sono passati 10 giorni. Guardate il titolo, The Return of History. Come Putin ha infranto, stravolto il sogno europeo. Qual era questo sogno? Era il sogno della pace scontata, della pace data una volta per tutte e noi non dovevamo fare più niente, solo godercela. Questo era stato il pilastro morale dell'età post-eroica, l'idea che dopo il 45 la pace era stata data una volta per tutte, non era più responsabilità nostra. Era ovvio come il fatto che il sole sorge all'alba e tramonta. Era un fenomeno naturale. Continuavamo a fare guerre, non le chiamavamo più così. Avevamo piccoli eserciti di professione che spedivamo ai 4 angoli del mondo a mantenere la pace o a imporla, a tenere la sicurezza, a tenere i casini lontano da casa nostra. Questa era fondamentalmente l'idea. Ma la guerra su vasta scala industriale combattuta con carri armati e cannoni non era più una cosa che ci riguardava. Sapete chi è costui? Non so quanti di voi lo riconoscano. È l'allora ministro della difesa tedesco Pistorius. Pistorius è stato un personaggio molto coraggioso sulla scena politica tedesca. Perché? Beh, noi diciamo Germania e pensiamo subito, vabbè, eserciti, Bundeswehr, carri armati. Ve lo posso assicurare per averci condotto più di qualche esercitazione multinazionale insieme. La Bundeswehr tedesca nel 2022 non aveva neanche gli occhi per piangere.
I suoi ufficiali non avevano nemmeno le uniformi. Era la cosa più sottofinanziata che esistesse in Germania. Perché? Bah, intanto perché all'epoca il governo era solidamente in mano alla SPD. In parte perché da 20 anni finanziare le forze armate in Europa sembrava una spesa abbastanza inutile. Che le finanziamo a fare? Eserciti sempre più piccoli, tagli di organici sempre più pesanti, servono i carri armati. A cosa servono i carri armati se mandiamo i nostri soldati a fare missioni di peacekeeping in un villaggio dell'Afghanistan? Il carro armato non ci arriva. Serve l'artiglieria pesante? No. Infatti, chicca tecnica, sapete nel 2022 da quanto non si progettava in Europa occidentale un nuovo carro armato da battaglia? Dall'89. 30 anni in cui i carri armati si ammodernavano, si ristrutturavano, si riparavano, per carità, ma non se ne progettava nemmeno uno nuovo perché non servivano più. Pistorius convinse Scholz a presentarsi al Bundestag in sessione riunita e a pronunciare un discorso che è rimasto storico in Germania. Noi ci troviamo di fronte a una Zeitenwende, a una svolta epocale, annunciando un programma di rifinanziamento della Bundeswehr da 100 miliardi di euro. Che per la verità non so se hanno mai veramente implementato, Però mi divertì a fare un piccolo calcolino all'epoca. Era il programma di riarmo più pesante proporzionalmente mai varato in Germania dal 1936, regnante allora Adolf Hitler che rimilitarizzava la Renania. Ci troviamo di fronte a una nuova età della militarizzazione? Perché guardate, non è che dal 2022 le cose siano cambiate. Anche sì. Allora, questi paesi in scuro sono i paesi europei che o non avevano mai abolito la leva o l'hanno ripristinata negli anni immediatamente successivi al febbraio del 2022. In Danimarca l'anno scorso organizzarono un referendum perché le donne protestavano, giustamente, sostenendo che la Costituzione non permetteva alle donne di essere coscritti. E sì, in effetti era vero. Dovettero abolire un articolo della Costituzione. A Copenaghen festeggiarono per 2 giorni. Avevano ragione. Se la Costituzione prevede che sia il cittadino a difendere la patria in armi, anche la nostra Costituzione lo prevede, devono essere tutti. Come diceva Heinlein in Fanteria dello Spazio, tutti, compreso il prete, il cuoco e il gatto. Questi paesi l'hanno ripristinata o non l'avevano mai abolita, come la Svizzera che non l'ha mai abolita. In questi paesi, più in chiaro, stiamo discutendo cosa fare. Perché? Perché, signori, non abbiamo uomini. Non ce li abbiamo. Noi possiamo fare tutti i programmi di riarmo della terra, ma se non abbiamo gli autisti da mettere dentro i carri armati, se non abbiamo gli artiglieri che sparano, se non abbiamo i fanti, la guerra come quella che stanno combattendo in Ucraina non la combattiamo. Perché è una guerra terribilmente moderna, ma è una guerra anche terribilmente antica. Se voi guardate oggi le immagini di un satellite, non dico nella zona di Kursk, ma in quella di Porovsk, vedete per terra disegnate le greche delle trincee come se stesse fotografando la cima del Monte Grappa innevata. È una guerra che si fa con centinaia di migliaia di uomini, con l'artiglieria pesante, con i carri armati da battaglia. E infatti, sapete cosa sono questi istogrammi? Questo è il budget della difesa, attenzione, ma dei paesi che aderiscono all'Agenzia per la Difesa Europea. Cioè, i paesi più pacifici e disarmati, noi per capirci, più pacifici e disarmati del globo. E questo è l'aumento delle spese militari e vi posso assicurare che è molto molto sottovalutato. Tant'è che la mappa della ridiscussione su come reclutare nuovi uomini continua a cambiare giorno dopo giorno. Questa è aggiornata al dicembre 2024. In Germania si discute esplicitamente di reintroduzione della leva, non come si fa da noi alla Baruca Bao, no, in maniera seria. Non coscrizione universale per tutti, quello è impossibile, ma leva selettiva sì. Perché? La Bundeswehr è sotto organico di 80.000 uomini, cioè più o meno un terzo dei suoi effettivi. Noi oggi, e mi limito all'esercito, siamo sotto organico di 45.000. Dove li troveremo non si sa.
perché l'età anagrafica media dei soldati dell'esercito italiano, sto pensando non ai generali, ai soldati operativi, è la più alta d'Europa. Cioè, non sono più operativi fra poco tempo. Non potete mandare i quarantenni in prima linea, con tutto il dovuto rispetto per i quarantenni, che a volte sono più in forma dei diciottenni. Insomma, come siamo messi nel prossimo periodo? Cioè, di cosa si sta discutendo oggi? Lo storico che è costretto ad arrivare all'oggi. Beh, stiamo discutendo di questo. Cosa sono questi? Questi sono 2 prototipi di Panther. Ora, non venitemi a chiedere, perché i signori della Rheinmetall, la grande industria multinazionale, però di base tedesca, che è il maggiore produttore di armi pesanti in Europa, abbia assegnato ai suoi nuovi carri armati il nome del carro armato per eccellenza tedesco del 1944. Credo per lo stesso motivo per cui organizzano una conferenza a Monaco. O hanno una scarsa memoria o difettano di senso dell'ironia. O ne hanno troppo. In ogni caso li hanno chiamati Panther. Il problema è che questo non è un carro armato solo tedesco. Abituatevi a vederlo, perché è il nuovo carro armato da battaglia dell'esercito italiano. Abbiamo appena sottoscritto un contratto per 280 di questi bestioni qua, più altri centinaia di mezzi Lynx, che sono, vabbè, non stiamo a perderci in tecnicismi, trasporti truppe corazzati, per un controvalore di alcuni miliardi di euro. Da spalmare, no, non è che li acquistiamo domani in leasing, no, li spalmiamo su 10 anni, per carità. È stato talmente improvviso questo ordine, attenzione, è una joint venture italo-tedesca, che la Leonardo, sapete cos'è Leonardo? Leonardo e Rheinmetall hanno costituito una joint venture a pari titolo, sono 50 e 50, rappresentando il più grande polo industriale militare dell'Occidente. Poi dicono che gli europei non hanno la capacità di darsi da fare in fretta. Gli industriali sì, solo che sono con l'acqua alla gola. Perché? Perché tutti i paesi europei stanno ordinando carri armati da battaglia, cannoni, munizioni, e loro non ne hanno. Quindi sono sotto stress da un punto di vista delle commesse. Un altro dato? Quest'estate non se ne è accorto nessuno, ma la Commissione europea ha varato un progetto che si chiama ASAP, As Soon As Possible. Cos'è? È il più grande progetto di finanziamento europeo per la produzione di munizioni da 155 mm. Cioè, il munizionamento standard dell'artiglieria campale, media e pesante che mancano terribilmente in Ucraina. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa fra 2 anni diventerà il più grande produttore di munizioni a 155 mm. Ci dobbiamo spaventare per questo? Sì e no. Sì, nel senso, dobbiamo essere consapevoli che tutto questo si riverbererà sulle nostre tasche. In che termini? Perché quello è il problema dei governi europei. Io non ho molta simpatia, come potete immaginare, per molti esponenti dei rappresentanti eletti dei governi europei e soprattutto per quelli del nostro governo. Però va detta una cosa, non si stanno trovando ad affrontare una situazione semplice. Provate voi a essere un governante oggi e a dover spiegare a dei cittadini europei abituati da 70 anni a pensioni, lavatrici a basso costo e tutto sommato welfare che scricchiola, ma c'è, e spiegate al vostro elettorato che d'ora in avanti bisogna cambiare storia e che d'ora in avanti la priorità sono le spese militari, come all'inizio del XX secolo. Perché sì, i numeri sono ancora infinitamente più bassi rispetto al 1914. Noi stiamo ragionando sull'innalzamento delle spese militari al 3%. Vi ricordo che oggi in Italia spendiamo l'1,7%. Quindi dovremmo duplicare la nostra spesa militare. È possibile? No. Questo diciamocelo subito, ma l'ha detto il Ministro della Difesa, non è che lo dica io. Lo faremo all'italiana, con alcuni piccoli artifici contabili. Non lo so, ci metteremo dentro le spese per la Guardia di Finanza, ad esempio. A tutt'oggi non sono contabilizzate. Le spese per ricerca e sviluppo, quelle della Leonardo, miliardi e miliardi di finanziamenti governativi, non sono contabilizzate. Mettiamoci dentro anche quello. Vedrete che i paesi europei ce la faranno a superare la soglia del 2%, non spendendo necessariamente di più, ma contabilizzando meglio. Ma bisognerà comunque affrontare
questo orizzonte. Siamo davanti a un ritorno al passato? Non dei cittadini soldato. Non torneremo mai più alla coscrizione universale, delle centinaia di migliaia e milioni di maschi che a 18 anni vanno nelle caserme ad addestrarsi, perché primo non possiamo permettercelo e secondo non servirebbe a niente. Ma quello che è successo nel 2022 e tutto quello che è la nostra storia del passato ci deve insegnare una cosa. Io detesto profondamente quando qualcuno dice la storia ci insegna che. La storia non ci insegna assolutamente nulla. Casomai sono gli storici che ci spiegano le cose. E infatti litigano fra di loro tutti i giorni 2 volte la domenica, perché non ci sono 2 storici che abbiano la stessa idea. Bene, si chiama dibattito. Ma personalmente sono convinto che dobbiamo guardare negli occhi il fatto che la Zeitenwende era una realtà. Siamo di fronte a un'epoca che è cambiata e non possiamo farci rigorosamente nulla. B, dobbiamo guardare negli occhi il fatto che l'unica alternativa a non affrontare questo problema è mettere la testa sotto la sabbia e realizzare quello che il presidente Mattarella ha definito con una formula molto felice, secondo me, il vassallaggio. Abbiamo 2 opzioni. Decidiamo che è tornato il momento in cui noi dobbiamo prenderci la responsabilità di decidere queste cose, noi tutti, cittadini. Qua il problema non è essere d'accordo o no, è sapere che tocca a noi, che non è il ministro della difesa con 2 capi di Stato Maggiore che decide, siamo noi, gli elettori. L'alternativa è dire che va tutto bene, madama la marchesa, nasconderci e accettare il fatto che la democrazia liberale da qua a poco tempo potrebbe essere spazzata via. Perché questa è l'unica alternativa possibile. Essere minacciati da potenze che non c'entrano nulla con la tradizione europea della democrazia liberale e subire costantemente il pericolo di essere aggrediti. Se vogliamo difendere la nostra democrazia liberale, non dobbiamo essere d'accordo, ma dobbiamo porci il problema una volta per tutte. Solo così eviteremo il vassallaggio. Grazie. Grazie al professor Mondini per questa ampia discussione, lunga ma molto complessa. Purtroppo non c'è tempo per delle domande, dobbiamo liberare questa sala e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Grazie ancora. Grazie per la pazienza.